Questa trasmissione è offerta da Civibank, la banca per il Nord-Est. Telespettatori di Telefriuli, benvenuti qui al punto, benvenuto anche al sindaco di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, la prima cittadina della città, diciamo, più importante delle Valli della Tisora. Benvenuta, sindaco. Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per l'invito e mi fa piacere essere qui con lei. Perfetto. Allora, sì, dall'ultima volta ci siamo visti che lei era appena montata in sella a questo grande comune che di Insipi, che non è un ponte, no? Cividale, no? Bene, il rodaggio è terminato in pratica, no? E quindi c'era un lavoro in corso. So che, come lei sa, io passo i comuni, vedo, sento, devo dire che lei è vista come una persona dinamica e molto concreta, quindi ci dica. Beh, intanto mi fa piacere che ci sia questo sentire nel mio comune. Sì, è passato un anno in cui ci siamo anche conosciuti tra amministratori, tra quindi assessori, e ci siamo un po' organizzati anche sul modo di lavorare, perché è ovvio, anche se c'erano assessori, se ci sono assessori con i quali ho già lavorato, sì, però ovviamente la squadra deve essere ricompattata e comunque in ogni caso ci sono dei programmi che devono essere rispettati sulla base di quelle che sono state le promesse anche fatte in campagna elettorale agli elettori quando ci siamo presentati per questo mandato a sindaco, che mi vede ovviamente sindaco della città, contenta di essere tale, perché diciamo che è un risultato anche che deriva da tutto il lavoro che negli anni precedenti in qualità di vice sindaco e di assessore ho svolto. La città ha bisogno di tantissime attenzioni e di tantissimi interventi. Siamo partiti ovviamente anche sulla scia di quello che era un programma di interventi sui lavori pubblici che era stato già impostato nella precedente amministrazione, però proprio in questi giorni la città di Cividale vede finalmente un intervento importante in quello che è il Borgo San Pietro, un borgo che quando io ero piccola era l'unico ingresso, no? Era l'ingresso di Cividale. Ah, il biglietto da visita. Ed era il biglietto da visita. Ecco, noi abbiamo pensato che fosse molto importante veramente intervenire su Borgo San Pietro. Adesso sono partiti i lavori, hanno fatto anche emergere quelle che erano le pietre proprio di com'era al tempo, perché noi arriviamo appunto dalla caserma Francescato, imbocchiamo Borgo San Pietro e arriviamo all'Arsenale, e che quindi ci porta verso il centro storico di Cividale, e raschiando ovviamente l'asfalto vedi che ci sono le vecchie pietre. Insomma, affiorata la storia. Affiorata la storia. Alcuni cittadini mi hanno detto: ma sai, noi le ricordiamo anche, ci ricordiamo com'era Borgo San Pietro. È chiaro che lì sono stati fatti nel tempo asfalti perché le macchine passano, e quindi diciamo che abbiamo così anche la possibilità di vedere com'era la nostra città, il nostro ingresso, il nostro Borgo San Pietro tantissimi anni fa. Oltre a questo interverremo a breve anche sulla piazza San Francesco, altra piazza importante, dove ovviamente riserveremo sempre gli spazi ai parcheggi. Qualche parcheggio sarà ovviamente sottratto per poter consentire un bellissimo percorso che dal Ponte del Diavolo, imboccando via De Rubeis o via Stellini, consenta di arrivare in piazza San Francesco per poi proseguire in via dei Mulinus, altra via meravigliosa, viuzza meravigliosa della città di Cividale, che s'affaccia sul Natisone e che è una bella passeggiata. Altri lavori poi appunto tenderemo siamo in fase di lavorazione, con tutto anche l'intervento che continua di illuminotecnica, e anche ovviamente una rivisitazione di quella che è la viabilità del centro storico, sempre per sposare tutte quelle che sono le iniziative e tutte quelle che sono le attrattività che in città veniamo a organizzare. Io definisco tutto questo intervento, lavori di tutti gli assessorati, perché parlo di tutti gli assessorati a 360 gradi, un progetto Cividale, un progetto che vede la città riequilibrarsi, riqualificarsi in base a quelle che sono le aspettative e a quelli che sono gli orientamenti che
il tempo tende ad evolvere e tende a cambiare. Quindi Cividale si offre praticamente a tutti per eventi, per situazioni e io volevo portarla, dopo magari parliamo degli eventi, volevo portarla subito sulla questione delle valli, perché le valli sono una cosa unica nel nostro panorama regionale, molto interessante e Cividale deve essere un po' il faro, diciamo così, il primus inter pares di tutti questi comuni che vedono in Cividale un punto di riferimento importante, insomma, no? Ecco, state già parlando, discutendo, confrontandosi? Ecco, io ho sempre detto, anche quando mi incontro con i sindaci delle valli del Natisone, dico sempre che Cividale ha la sua bellezza storica, artistica, culturale, ma la bellezza del territorio delle valli del Natisone crea quel valore aggiunto a Cividale e Cividale crea il valore aggiunto alle valli del Natisone. Noi stiamo lavorando veramente in sintonia, in armonia con i sindaci delle valli, ci incontriamo per poter appunto anche definire delle strategie che poi saranno anche messe in atto su quelli che saranno gli investimenti. Noi vorremmo completare tutta la pista ciclabile, ecco anche lì, scusi la parentesi, sì, però abbiamo un turismo che è cambiato, abbiamo una presenza di persone che arrivano in bicicletta, che desiderano trovare dei luoghi dove poter sistemare le proprie biciclette, dove avere una dimora particolare e creare quel percorso che da Cividale si sposta lungo le valli del Natisone ed arriva fino a Caporetto, ed è per quello che anche con i sindaci della vicina Slovenia, sì, Caporetto, Bovec e Tolmino, tutti i sindaci, quindi tutti i sindaci delle vallate, e quindi mi ricomprende, sì, anche Cividale, stiamo cercando di dialogare per poter creare quei pacchetti turistici che vanno bene sia per gli uni che per gli altri. Quindi non solo un lavoro legato al turismo, ma un lavoro legato anche alle infrastrutture, legate anche a tutti quelli che sono le accoglienze e anche tutti quelli che sono i progetti per far sì che anche i servizi in tutto il territorio delle valli, quindi Cividale, Valli del Natisone, ma non solo Cividale e Valli del Natisone, perché abbiamo i vicini comuni di Moimacco, di Premariacco. Ecco, qui veniamo dopo. Sì. In ogni caso Cividale fa un lavoro di diplomazia, diciamo così, di confine, perché ormai i confini non ci sono più, però si sa come vanno le cose, mi pare anche il turismo oltre il confine è molto interessante, per cui altro biglietto da visita che deve in qualche modo essere speso, no? E poi c'è la comunità di pianura, no? La comunità di pianura che vi vede anche lì protagonisti, no? Sì. Vede, veramente noi abbiamo costituito questa comunità di pianura, quindi su base volontaria, 7 comuni che si sono messi insieme per poter appunto portare all'interno dei nostri comuni quelle funzioni da poter svolgere insieme. La funzione che ci ha dato maggior soddisfazione e che ci dà tanta soddisfazione è proprio quella della polizia locale. La polizia locale sta lavorando anche qui, sta lavorando su un progetto legato ad una viabilità che vede le città green, va tanto di moda questa parola, però ovviamente è importante. Ma diciamo, ecco, così è giusto, perché è il tempo che ci è dato da vivere in questo momento, e l'ambiente. E anche le smart city, quindi stiamo lavorando anche su un modo di metterci a confronto con i cittadini per essere più diretti. Vede, il sindaco di un comune che cerca di dialogare con tutti i cittadini non è sempre facile e molto spesso sì, il sindaco con gli assessori gira il territorio ma non può conoscere magari certe piccole peculiarità. Abbiamo quindi cercato di costruire questa app dove il cittadino può dare delle comunicazioni dirette anche relativamente al traffico, relativamente a certe problematiche che mettono in contatto il cittadino con la polizia locale, la quale poi svolge tutto questo lavoro appunto di comunicazione all'interno del comune. Questo è un lavoro, ci teniamo tanto a questo progetto che è stato presentato anche presso il comune di Cividale 2 settimane fa, alla presenza anche dell'assessore Roberti, perché effettivamente la comunità che abbiamo costituito ci ha visti ovviamente lavorare con l'assessore e quindi l'abbiamo presentato
e il mio presidente, il presidente della comunità, che è il sindaco di Moimaco, il dottor Basaldella, ci sta lavorando con grande impegno per poter poi trasferire anche altre funzioni, perché anche lì noi consideriamo come sindaci un grande valore aggiunto poter lavorare in rete. Lavorare in rete vuol dire crescere, vuol dire investire in risorse e anche in risorse economiche ma anche di personale, per dare maggiori servizi e maggiore attenzione a tutti i nostri territori. Ecco, per dare maggiore servizio e maggiore attenzione, il sindaco di Cividale è a tempo pieno, no? Il sindaco di Cividale non è solo al tempo, diciamo che il sindaco di Cividale è 24 ore su 24 sempre presente, ecco, perché un sindaco in qualsiasi comune, ritengo, ecco, deve essere sempre presente per qualsiasi cosa e deve conoscere, anche se ovviamente ci sono tutti gli assessori, ma deve conoscere tutto quello che succede all'interno della nostra macchina per poter poi prendere le decisioni, ma confrontandosi appunto con i propri colleghi amministratori, poterlo fare con scienza e coscienza, ed è quello che io cerco di fare. E la mia presenza non solo in termini appunto di contatto con i cittadini, ma di contatti anche con gli amministratori vicini, mi aiuta a lavorare non dico nella maniera migliore, ma ovviamente ad affrontare i problemi con serietà e con competenza. Questo posso dirlo che lo faccio con grande passione, ma anche ovviamente con una competenza che ho acquisito nel tempo. Ecco, senta, per concludere questa bellissima chiacchierata, un evento prossimo a Cividale, per far venire un po' la gente comunque Cividale va sempre, perché Cividale è un punto di riferimento, si dice no, io ne ville, ma è un punto di città, però Cividale è un punto di riferimento che insomma imprescindibile, ma oltre ai mercatini che so che fate eccetera, ma un evento magari prossimo? Beh, un evento prossimo lo lancio per il prossimo anno, senz'altro ci vede coinvolti tutti quanti come comuni, quindi non solo il comune Cividale ma tutte le valli del Natisone, fino a Prepotto, ecco, è il Giro d'Italia del prossimo anno. Perfetto. Già il mio assessore allo sport con il comandante, con il dottor Gallizia, hanno fatto degli incontri con il dottor Cainero che sta lavorando sul territorio, e Cividale diventerà un punto di riferimento per il Giro d'Italia, ma ripeto, il Giro d'Italia si snoda su tutti i nostri comuni e quindi è quello il bello di fare squadra tra tutti quanti noi. È stata una soddisfazione quando abbiamo incominciato a lavorare come sindaci e continueremo a farlo. C'è un grande ritorno di immagine, c'è tanto da lavorare, ma ci stiamo preparando per questo. Benissimo, grazie a Daniela Bernardi, sindaco di Cividale, e naturalmente tanti auguri di buon lavoro a lei, a tutta la giunta, l'amministrazione tutta e ai cittadini di Cividale, insomma, no? Naturalmente con voi ci vediamo la prossima volta con un altro sindaco. Grazie, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Civibank, la banca per il Nord-Est.